Come servire il prosciutto a casa, se esempio si hanno ospiti che vengono a trovarci per, non so, una cena, un aperitivo, molto semplice. Bisogna metterli secondo me in agio e quindi cercare di trovare degli escamotage che possono facilitare l'utilizzo del consumo del prosciutto stesso. A meno che voi non abbiate una bella affettatrice, per dire, di quelle a volano, e quindi ci si mette lì al momento ad affettare, secondo me l'idea di arrotolarlo su una forchetta e magari guarnirlo, non so, con una fettina di fico, una goccia di aceto balsamico e già preparare delle forchette pronte al boccone può essere sicuramente un modo molto interessante per accogliere i propri ospiti. Si può utilizzare l'escamotage del pane, magari delle sfoglie di pane, quindi creare già dei bocconi pronti. Si può utilizzare il classico grissino, per dire, quindi avvolgere il prosciutto sul grissino. Insomma, si possono usare questi piccoli trucchetti per far sì che le proprie persone si sentano a proprio agio e subito pronte al consumo del vostro aperitivo. Cosa fondamentale: non tirate mai fuori il prosciutto crudo troppo presto, soprattutto nelle giornate più calde, perché questo porta a sudare, insomma, il prosciutto stesso, e ovviamente non crea un momento piacevole da questo punto di vista. Né tiratelo fuori all'ultimissimo, perché se no resta freddo e quindi non se ne apprezzerebbero realmente tutti quelli che sono i sapori, i profumi o comunque le sprigionate delle note di stagionatura che il prosciutto ha.